Parlando di sport, parliamo di Treviso Calcio che incassa i complimenti delle squadre avversarie, ma incassa anche purtroppo molti gol. Non è bastato agguantare con i denti il pareggio sul 2-2 perché al termine, a meno di 6 minuti di recupero del primo tempo, il Treviso subisce il terzo gol. Vediamo. Il tocco buono stavolta per Madonia che cerca il fondo, traversone con il sinistro, Campironi ci arriva, il tiro di, sembra Spinelli e la palla in rete. Attimi davvero di tensione a Trapani, probabilmente ha preso una botta nell'uscita Gianmarco Campironi. Gli applausi che sentite per Campironi che sta abbandonando il campo in barella. Ovviamente speriamo non sia nulla di grave. Intanto la palla in rete, il gol del Treviso con Piccone. Prova ad andarsene, Rosaia su di lui. Rientra anche Esposito sul pallone. Ed è il giallo e calcio di rigore. Parte Madonia, destro, rete. Nuovo vantaggio del Trapani. Attenzione, Fortunato, palla in mezzo a cercare Piccone che finisce giù, calcio di rigore. Tarantino contro Nordi, parte Tarantino, il sinistro, rete! Il Treviso pareggia al 46esimo minuto. Azione di gioco, Cernuto prova a mettere fuori, la palla rimane lì, Madonia mette in mezzo, attenzione, ancora, abate, rete, incredibile quello che è successo in area di rigore del Treviso. Sono rotto le scatole di ricevere complimenti e di raccogliere zero. Forse dobbiamo avere più sostanza, dobbiamo essere più determinati. Poi abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo nostro, un gol sull'ultimo minuto su un calcio d'angolo loro, su una punizione laterale, scusate, poi su fallo laterale, insomma prendiamo gol stupidi, occasioni da gol, veramente pecchiamo di molta ingenuità e questo non va bene perché è uno schiaffo al lavoro che facciamo.